Segnali di fumo, presagi di autunno caldo. Ad andare a fuoco è la scuola che, prima ancora di aprire, è già un inferno. A lanciare l'ultimatum al governo sono i sindacati. Qui o si cambia o esplode la protesta. Tutta colpa delle stime del Ministero, certificate dai documenti ufficiali. In Veneto sono previsti 2.700 studenti in più, ma per CGIL, CISL e UIL la realtà è ben diversa. Alle medie e alle superiori sta per arrivare un'ondata di più di 6.000 nuovi iscritti, un'ondata che rischia di trasformarsi in uno tsunami. Questo dato qui implica un'assenza di risorse umane, quindi di docenti destinati al territorio, che dovevano coprire il numero delle classi che si dovevano istituire. Il governo però resta fermo sulle sue stime. Così in Veneto l'aumento previsto di 2.700 studenti ha comportato un'immissione in ruolo di 850 docenti. Troppo pochi se invece la previsione dei sindacati sarà esatta. Con più di 6.000 nuovi iscritti infatti servirebbero almeno altri 200 insegnanti, per non parlare delle classi predisposte, anche quelle insufficienti, con il pericolo di vere e proprie aule pollaio. Se si continua ad aumentare il numero di alunni per classe, se si continua nelle strutture che abbiamo a fare le classi pollaio, come bene aveva indicato lei, questa qualità non si potrà più garantire ed è un peccato grandissimo. L'effetto è stato questo: noi avremo classi numerose, avremo posti meno per i precari, avremo una situazione di semicaos. Insomma, le iscrizioni online che promettevano dati in tempo reale evidentemente non hanno evitato lo tsunami della scuola e adesso i sindacati lanciano il loro ultimatum al governo. Noi ci aspettiamo che, se il governo non dà risposte, perché stiamo aspettando anche un Consiglio dei Ministri particolare che dovrebbe dare qualche risposta, sia i sindacati nazionali sia quelli regionali sono disposti ad arrivare fino in fondo stavolta. Non è più il tempo di aspettare.